A margine dell'inaugurazione del nuovo centro estero delle Camere di Commercio, cui ha preso parte il governatore Zaia, anche il presidente di Union Camere si è messo a disposizione della grande macchina della solidarietà attivatasi per aiutare il Veneto in ginocchio. Ieri sono stato in visita a Livinallongo e a Roccapietro proprio per vedere com'è la situazione. Certamente bisogna darsi da fare, ma lì ho visto che sono tutti operativi. Il problema non è in quanto ai danni alla struttura, ma più che altro pulire le piste dai sassi, e questo ovviamente sicuramente lo sapranno fare se il tempo ce lo permette. Cosa dovremmo fare noi? Sostenere l'economia con la promozione, tant'è vero che abbiamo in programma proprio nei prossimi giorni delle uscite nelle ambasciate di Bruxelles, di Berlino, per la promozione della montagna veneta, dei campionati mondiali, e quindi tra virgolette cade a fagiolo questo rimotivare la partecipazione e la presenza del turismo in Veneto. Purtroppo queste sono le condizioni, faremo il possibile come sistema camerale. Che si è attivato per dare il suo contributo alle popolazioni venete pesantemente colpite in questi giorni dal maltempo. Cito, Camera di Commercio di Treviso mette 150.000 euro proprio nella giunta di venerdì, Vicenza ne metterà altri 120.000, Venezia lo stesso, quindi il sistema camerale si è mosso. Stiamo pensando a un fondo perequativo proprio a sostegno delle calamità o delle difficoltà che ci sono, perché ogni anno c'è qualcosa, se non è la montagna è il mare, e quindi dobbiamo aiutare le nostre imprese a essere competitivi. Il territorio, il turismo tra l'altro è la prima fabbrica, se così vogliamo chiamarla, del Veneto, e di conseguenza l'economia che è governata del Veneto tra virgolette dalle Camere di Commercio è qui parte attiva.